Voi da dove venite? Da Padova. Padova, quindi se giocate in casa oggi. Giochiamo in casa, però non è che conti tanto. Quanti concorsi hai fatto tu finora? Un bel po', 4-5. In giro per l'Italia? Sì, adesso col fatto che fra un po' diventerò mamma non mi sposto più, però sì, purtroppo bisogna girare molto. Hanno fatto domanda in quasi 1400, pagando 10 euro ciascuno e 926 di loro si sono presentati per la preselezione. Provengono da tutta Italia, hanno un'età media di 27 anni e sono in stragrande maggioranza donne, anche se non manca qualche ragazzo. Tutti in lizza per un solo posto da ostetrica presso l'azienda ospedaliera di Padova, categoria D, stipendio sui 1400 euro netti al mese. Dopo questa preselezione che selezionerà i 400 più bravi, più pari merito, ci sarà la prova scritta, la prova pratica e la prova orale. E alla fine? E alla fine ci sarà un vincitore, però avremo una graduatoria che rimarrà valida per i prossimi 3 anni a disposizione della nostra azienda e anche delle aziende del Veneto. E proprio la graduatoria è la speranza segreta di molti partecipanti in un settore nel quale le opportunità lavorative scarseggiano. È da tanto che non si assumono più tante ostetriche nella nostra regione, nella nostra azienda. E a quanto pare questo concorso non è nemmeno uno dei più affollati. E delle volte siamo anche in di più, 1600, 1700. Da quando ci siamo laureate penso che un po' tutte giriamo parecchio. Avete studiato parecchio? Abbiamo studiato. Abbiamo ripassato perché la base c'è. C'è la base.